Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale. Grazie. Cosa sono? Terzino destro, terzino sinistro, centrocampista e attaccante. Diciamo semplicemente attaccante, perché l'attaccante potrebbe essere semplicemente Raspadori o Chiesa, o un terzino sinistro che ha lasciato la Premier League, un nuovo giovane talento. Tutto da capire. Sembra abbastanza chiaro che se Gutiérrez arrivasse, nonostante le polemiche su Sanchez, che non è necessariamente diretto in Premier League a quanto pare, o Zanoli, che potrebbe rimanere, non avrebbero alcun impatto sulla rosa. Perché uno, lo spagnolo, è under 17 e quindi non sarà incluso nella lista dei 17 convocati. L'altro, Zanoli, è un giovane giocatore e quindi non sarà incluso nemmeno in questa lista. È una scelta tecnica ed economica, perché il giocatore non sembra voler andare in Premier League, ma preferisce il Napoli come destinazione. A Bergamo sta succedendo la stessa cosa. L'Inter non è riuscita ad aumentare l'offerta per riportare a casa Lookman. L'affare è saltato, ma il giocatore mi dà grande soddisfazione, perché oggi è il giorno della mia rivincita. Odiatori di Umberto Chiariello ovunque, unitevi e pentitevi. Quando ho detto che non voglio gente come Lookman a Napoli perché non mi piace. E quando ho detto che è come Victor Osimhen, perché fa parte di quella squadra nigeriana di gente litigiosa, gente con una mentalità un po' particolare. Preferisco gente seria come Jack Raspadori. Mi avete massacrato. Sapete cosa ha fatto il signor Lookman? Se non lo sapete, ve lo dico io. Se fossi un tifoso dell'Atalanta oggi, sarei furioso. Sapete perché? Perché mi ha rimosso dal suo profilo Instagram, dai social, proprio come ha fatto Victor Osimhen a Napoli quando si è arrabbiato per una battuta su TikTok. Beh, sapete cosa ha fatto Osimhen? Ricordate? Ha fatto infuriare tutti i napoletani, rimuovendo ogni immagine del Napoli, ogni esultanza, come se il Napoli non esistesse nella sua storia. Ha fatto una cosa terribile. Lookman ha fatto di peggio, cancellando persino il fatto di essere un giocatore dell'Atalanta, facendo scomparire tutta la sua storia bergamasca. Lookman si definisce un apologeta del calcio perché non ha più la minima idea della sua storia all'Atalanta, quando l'Atalanta lo ha reso un uomo, perché lo hanno portato via dalla Premier League quando non era niente. Lo hanno reso un giocatore internazionale, che ha segnato 3 gol in finale di Europa League. Lo hanno portato ai massimi livelli per guadagnare un sacco di soldi. E lui cosa fa? Per protestare contro il mancato trasferimento a causa dell'Inter, che non vuole pagare per fare pressione su di lui, cosa fa? Rimuove ogni riferimento alla sua storia bergamasca. Ma è un comportamento virile. È un comportamento appropriato nei confronti di chi lo ha amato e adorato, i tifosi della sua squadra? Pensa che sia stato fatto bene? Ora, inginocchiati e vieni da me quando ti dico che questi non sono gli uomini giusti per Antonio Conte. Metti mi piace al video così YouTube ti riceverà notifiche sui prossimi video sul canale. Prossima notizia. Questa Juventus è una campionessa di scudetto. Sono questi i pensieri e le parole di Gleison Bremer, il difensore della Juventus pronto a tornare a guidare la difesa bianconera dopo il grave infortunio che lo ha tenuto fuori praticamente per tutta la scorsa stagione. L'ex giocatore del Torino ha spiegato i suoi pensieri in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Dall'esterno ho visto che eravamo senza leader dopo tutti i cambi e con il mio infortunio abbiamo perso altri giocatori chiave. È stato un periodo difficile, ma la squadra è cresciuta. Queste esperienze migliorano. Quest'anno sarà diverso. Il gruppo è in buona forma mentale e vedremo cosa ci riserverà il mercato nelle prossime settimane. Stiamo costruendo un progetto e una Juventus solida. Dobbiamo lottare di nuovo per la vittoria. Durante il mondiale per club, Tudor ha affermato che la Juventus ha bisogno solo di 3 giocatori chiave per competere al meglio. È d'accordo? Sì, ma dipende anche da chi si ingaggia. Siamo una buona squadra e se arrivano giocatori forti, possiamo competere con le squadre migliori. Che tipo di duello prevede per lo scudetto? Una battaglia tra i soliti 4. Il Napoli è favorito perché ha vinto l'ultimo scudetto e si è affermato nel mercato, mentre l'Inter rimane un'ottima squadra. E poi c'è il Milan, che ha Allegri e solo il campionato italiano. E, naturalmente, c'è anche la Juventus. Perché è ottimista sulla Juventus? Sono convinto che torneremo presto al top, ne siamo tutti convinti, e vi spiego perché. Yildiz è un giocatore diverso rispetto all'anno scorso, è migliorato molto ed è un giocatore diverso.
Cosa ne pensi, tifoso del Napoli? Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!